il tema della valutazione che deve fare l'Istituto Superiore della Sanità, a nostro avviso, è quello di una valutazione con dati omogenei. Cioè, nessuno fa delle illegalità o degli illeciti, ognuno sceglie il suo piano di sanità pubblica. Però non puoi paragonare la Ferrari con una 500. Il paragone automobilistico a favore del Veneto è ben chiaro. Il presidente Zaia ha annunciato la richiesta a Ministero e Istituto Superiore di Sanità di applicare criteri uniformi per il monitoraggio dell'epidemia, ovvero l'incidenza dei positivi va calcolata sul totale dei test molecolari e di quelli rapidi. Sullo sfondo rimangono il dilemma di ogni venerdì, giallo o arancione, e il dibattito sull'indice principale, l'R-Conti, che si posiziona a 0,92. Vi annuncio già che il nostro R-Conti si abbassa ancora, va sotto l'1. Eccolo qui il grafico del nostro R-Conti. Rimane la pressione sugli ospedali, con differenze nelle varie province.